Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Questo è un video che in realtà non dovrebbe uscire oggi, però per via di alcune coincidenze uscirà con un giorno in anticipo perché in realtà questo video sarebbe, o meglio, dovrebbe uscire esattamente il 18, però non posso farlo uscire il 18 perché altrimenti non saprei cosa pubblicare oggi. Quindi per cui questo video uscirà oggi. Io intanto mi preparo ed è un video molto importante perché è un qualcosa che pensate non ho mai fatto. Allora, non in tanti lo sapranno, però il 18 maggio del 2015 si svolge una partita tanto inutile in realtà quanto importante. Perché? Perché il 18 maggio del 2015 noi eravamo già retrocessi, però giocavamo l'ultima partita contro l'Udinese e quella fu la partita d'addio al calcio di Daniele Conti. E io in realtà quella partita non l'ho mai vista, perché una volta ottenuta la retrocessione, sinceramente non ho più guardato assolutamente nulla e mi sento anche un po' in colpa per questa cosa, perché comunque stiamo parlando di Daniele Conti. Non serve che io provi a spiegare cosa significhi Daniele Conti per noi tifosi del Cagliari e credetemi, ancora di più per me, perché per me è la rappresentazione ideologica perfetta di un giocatore del Cagliari. E non ho mai visto, tramite video intendo, l'addio al calcio di Daniele Conti. Non l'ho mai visto, ho visto le immagini, quello sì, tanto arrivano notifiche, ho visto immagini, ho visto tante cose riguardo a Daniele Conti, ma non ho mai visto il suo addio al calcio. E quindi oggi rimedierò e rimedieremo tutti insieme andando a vedere e a commentare quello che è stato l'addio al calcio di Daniele Conti. Intanto per voi passerà un attimo, però datemi 2 minuti, 2 minutini proprio che mi preparo al volo. Eccoci qua allora. Io direi di fare così, ho tolto già l'audio del desktop onde evitare copyright vari e andiamo a vederci insieme questo addio al calcio di Daniele Conti che domani saranno 9 anni. E minchia se manca un giocatore come lui. Allora, vediamo Cagliari, Udinese 4-3. Potrebbe... Madonna mia, c'è l'audio a palla. Voi non lo sentite ma mi ha fatto via un corpo. Vediamo se mi... Oh, Passetti e Capozucca. Vediamo se mi ricordo. Ma penso di sì, chi si scorda? Rossettini. Ah, vedi, Stramaccioni e Stankovic sulla panchina dell'Udinese. Questi li avevo completamente rimossi. Ma proprio zero. Allora, Berkic, Diachite, Rossettini, Joao Pedro, un poco Longo, Balzano, Barella. Barella aveva giocato in Serie A quell'anno? Ma davvero? L'avevo completamente rimossa questa cosa. Vabbè, Krisedig, Sau e Murru. E vabbè, festa allenatore. Voi non
potete sentire l'audio, ma io lo sento, cioè, tipo la telecronaca. Bravo, bravo Pattolino. Porello, lui l'ha sentita parecchia retrocessione. Poi ci ha regalato qua la rovesciata contro la Pro Vercelli. Mamma mia. Bella, bella sta punizione. Buca Scuffet, attenzione. Buca Scuffet mi mancava. Tra l'altro si vede che eravamo Daniele Conti per sempre il nostro capitano, credo ci sia scritto. Si vede che la squadra era appena retrocessa. Mazza che gol. E non c'è nessuno praticamente allo stadio. Non c'è proprio nessuno. Cioè sostanzialmente è deserto. Vabbè, ma c'è stato dopo una... Anzi, troppa gente c'è dopo una retrocessione. Ma quello era Chop. Madonna, io mi ricordo che su FIFA 14 può essere, o FIFA 15, un poco era buggatissimo, cioè era velocissimo. E vabbè. È Bruno Fernandes. Diciamo che un gol così è nelle sue corde, ecco, eh. Ecco, questo un po' meno. Eco, stop. Mi scordo sempre di levarla. Bello. Cioè, bello. Si è fatto autogol. Un altro che poi ha indossato una maglia del Cagliari. Cyril Terò. Chissà mo che fine ha fatto, se ancora gioca, se si è ritirato. Ma a me mi ha sconvolto sta cosa de Barella, non me lo ricordavo nemmeno. Non, non si vedono immagini dell'addio di Daniele, quindi noi ce l'andiamo a cercare. Allora, no, non è il Conti Day, anche se pure quella l'ho vista. Questa l'ho vista e mi ricordo l'Eurogol di Rastelli, la partita che finì 5-5, tutto emozionante e bellissimo fu il fatto che lui volle festeggiare il suo addio al calcio solo una volta riottenuta la promozione. È una cosa che ho sempre amato, ho sempre apprezzato e fu bellissima quella serata, veramente bellissima, con un sacco di nomi del passato, anche se non mi sbaglio ci fu Allegri, veramente bellissima quella giornata. E Rastelli, vi giuro, fece un gol della Madonna, una cosa allucinante. Comunque andiamo a vederci l'addio di Daniele Conti. Voi non lo sentite, ma la curva nord gli sta cantando C'è solo un capitano. Non so se si vedrà, ma ho la pelle d'oca.
male che questa è brutta. Via le streghe dal Sant'Elia. In sottofondo c'è una canzone, meno male che ho tolto l'audio. Colombi, Balzano Longo Cragno. Ho visto Cossu dietro. Ekdal. Questa dovrebbe essere la partita col Napoli 2-2, 3-3 se non mi sbaglio. Avelar dietro. Mamma mia, questa giornata non me la scorderò mai perché questa fu una seconda giornata che in realtà poi diventò la prima, perché la prima giornata quell'anno, se non ricordo male, non si disputò per uno sciopero dei calciatori. Adesso non ricordo precisamente il motivo, intanto sto facendo tutto questo per cercare di non piangere. E questa quindi da seconda giornata effettiva diventò la prima giornata di calcio giocato e, e il Cagliari andò a vincere, non mi ricordo se 2-0 o 2-1 contro la Roma e il primo gol fu di El Kabir. Qua vediamo i Barbo, questo se non mi sbaglio proprio è El Kabir e qua c'è l'esultanza con Conti che si toglie la maglia e va sotto il settore ospiti a esultare. Poesia. Eccolo. Che spettacolo. Quello se non mi sbaglio era l'abbraccio con Manuel, il figlio di un Cagliari Torino. No, raga, cioè, c'ho proprio... Non so se si vede, c'ho la pelle d'oca. Il poro Davide. Bellissimo. Avramov. Ecco l'abbraccio con Manuel. Bellissima sta cosa, Nainggolan. Veramente bella. Bella, bella, bella. E torno così perché è commovente. C'è poco da dire. È veramente molto commovente. Io pagherei oro per riavere un altro elemento a Cagliari come lui. Veramente fenomenale. Quel giorno il Cagliari ha perso molto. Banalmente non ha perso semplicemente il capitano, un elemento simbolo, un idolo. Ha perso veramente molto di più. Perché è stato un giocatore che è arrivato in punta di piedi, che non si è fregiato comunque del cognome illustre, perché è un cognome illustre il suo che portava dietro le spalle, e- ed è quasi ripartito da zero in un ambiente che non conosceva ma che avrebbe imparato ad amare e ne è diventato sempre di più lo spirito guida,
l'elemento che più lo poteva contraddistinguere. Io, per ovvi motivi, ho sempre sentito un'affinità particolare col capitano, ma perché è normale e logico che sia così. Un giocatore romano di Roma, direi che più romano dei conti ce ne vuole poco, anche se, cioè, non ce ne vuole, sebbene sia di Nettuno, è stato per me forse anche uno dei motivi principali per il quale ho incominciato anche a tifare Cagliari. Sentire questa rappresentanza della mia città nella squadra delle mie origini è stato probabilmente il passo più cruciale che mi ha portato poi a diventare un tifoso del Cagliari, a capire che ero del Cagliari. E io spero che questo video possa essere di buon auspicio per la partita di domenica, perché abbiamo visto il colpo di nuca del 2-1 col Napoli, una partita che, una delle poche partite effettivamente che mi abbia fatto piangere, perché quella partita è stata allucinante. Io per anni ho vissuto con Monsoon dei Tokyo Hotel in sottofondo perché mi ricordava costantemente quella partita. Ho campato per anni con la radiocronaca di Vittorio Sanna, che a un certo punto, nonostante stesse urlando, gli viene da sorridere perché quella vittoria fu cruciale, perché il Cagliari da ultimo in classifica riuscì a risollevarsi, a fare un girone di ritorno con i controcoglioni e salvarsi in maniera tranquilla. Era un Cagliari molto molto più forte di quello che si vuole pensare. Era un Cagliari che non si dava mai per vinto. Era un Cagliari in cui i giocatori non erano altisonanti, i nomi non erano chissà che, ma poi li vedevi sul campo ed era pura poesia. Era il Cagliari di Ballardini, di Storari, di Diego Lopez, di Fini, di Foggia, di Acquafresca, di Madri, di Cedà, di Larrivei, perché c'era già Larrivei, Cagliari di Biondini, di Parola, di Agostini, di Pisano. Era veramente un Cagliari strepitoso, veramente strepitoso. E scusate per il video sconclusionato, ma ne vale la pena. Purtroppo sono passati 10 anni, dubito che ce ne sarà un altro come il capitano, però sono contento e sono fiero di aver vissuto il suo periodo, perché il tifoso del Cagliari secondo me ha bisogno di sentirsi rappresentato, ha bisogno di una squadra che rappresenti appieno quella che possiamo tra virgolette chiamare l'ideologia sarda, o comunque quello che può rappresentare il passato di chi non parte avvantaggiato rispetto agli altri, quindi una squadra che rappresenti la voglia di lottare, una squadra che scenda in campo sempre con il coltello nella bocca per lottare su qualsiasi pallone, perché non vuole partire per sconfitto e non vuole che gli altri pensano che siamo delle vittime sacrificali. Questo Conti lo rappresentava appieno e quel Cagliari lo rappresentava appieno, e quello è un po' che si è perso negli ultimi anni e che di cui perlomeno io, ma non so anche voi, sento la mancanza. A me quella è la cosa che mi manca di più. Detto questo, io sono contento di aver fatto questa cosa. Purtroppo per fortuna, non lo so, ho pianto meno del previsto, perché in realtà questo video l'avevo già registrato ieri, però non andava bene perché non aveva catturato nessun tipo di audio, quindi diciamo che rivederlo già un giorno dopo mi ha fatto un effetto minore fortunatamente, perché nel video scorso avevo decisamente pianto, però comunque la commozione è veramente tanta.
Io detto questo vi ringrazio, vi mando un abbraccio, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, fatemi sapere qualsiasi cosa nei commenti, le vostre sensazioni, i vostri ricordi, qualsiasi cosa. E detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.